A chiedere per primo l'arresto di Frigerio 22 anni fa fu Antonio Di Pietro, impegnato oggi in un tour preelettorale nella nostra regione. Sentite cosa ci ha detto in merito all'ondata di arresti per corruzione avvenuta ieri. Si parla in modo errato di una nuova Tangentopoli, è sempre quelle di prima, semplicemente si è ingegnerizzato il sistema per fare in modo che quel che prima poteva essere scoperto non venga più scoperto e quel che prima era reato non è più reato, ma il reato di falso in bilancio non ci sta più e quindi non puoi trovare le prove. Non so se lo sapete, ma il reato di concussione per induzione, che era il reato che abbiamo scoperto in Mani Pulite, non esiste più. Non so se lo sapete, ma le prove che stavano in un procedimento penale non si possono più trasferire in un altro procedimento penale. Non so se lo sapete, ma adesso basta dichiarare fino a 100.000 euro che l'imprenditore A dà i soldi al politico B, lo dichiari pubblicamente con la dichiarazione congiunta e gli puoi dare i soldi che vuoi. Ma perché l'imprenditore ti dà i soldi? Perché gli dai qualche altra cosa? Tradotto, perché nel caso di Milano a Expo 2015 abbiamo ritrovato i personaggi di una volta? Perché chi sta di qua adesso evidentemente non poteva farne a meno di dargli la porta, di aprire la porta a questi personaggi, perché ci sono ancora tanti scheletri negli armadi. L'Italia dei Valori non ha rappresentanti in Parlamento, però se li avesse non appoggerebbero questo governo. Se l'Italia dei Valori avesse i voti in Parlamento in questo momento spingerebbe Renzi a fare di più e meglio non con il centrodestra, ma in un centro-sinistra unitario. Lo dico anche a te, Matteo, ma ti pare possibile che devi fare la riforma della Costituzione su cui i nostri padri ci hanno rimesso anche la pelle, i nostri nonni ormai ci hanno rimesso anche la pelle? Ti pare possibile farlo con un pregiudicato? Vai a vedere le liste elettorali, trovi tantissimi ex IDV, succede a Reggio Emilia, immagino anche da altre parti. Come mai questo scarso attaccamento? C'è stata una diaspora? Io mi auguro che queste persone che hanno fatto parte dell'Italia dei Valori possano fare il bene di Reggio Emilia. Io non ho né invidia né rancori verso nessuno.